Un'assemblea particolare questa, per la prima volta abbiamo avuto rappresentare un'assemblea a distanza, per la prima volta ci ritroviamo con una compagine sociale di 18.000 soci e per la prima volta troviamo quindi una banca che presenta dopo la fusione il suo bilancio, che anche quest'anno risulta essere un bilancio importante di solidità e che conferma la validità di quel progetto di fusione che avevamo presentato nel 2019. La compagnia sociale ha approvato un bilancio, come ho detto prima, molto importante, ha approvato la destinazione dell'utile, chiaramente una parte ai fondi mutualistici e una parte importante, quest'anno 2 milioni, alla beneficenza delle organizzazioni liberali. Questo è un segno di vicinanza che Banca Prealpi vuole mantenere forte nei confronti del territorio e quindi questa è una prima forte risposta. Ovviamente in tutto questo c'è anche un bilancio che si presenta forte in tutte le sue componenti, in tutte le sue caratteristiche che diciamo così, hanno fatto anche quest'anno brillare Banca Prealpi San Biagio. Il coronavirus ha creato un ulteriore problema, oltre a quelli chiaramente creati alla popolazione, vale a dire l'impossibilità di poter svolgere un'assemblea in maniera convenzionale attraverso la presenza di tutti i soci in un consesso comune. Questo chiaramente preoccupava non soltanto ovviamente il Consiglio di amministrazione, ma temevamo appunto che non vi fosse una diciamo così, vicinanza, come è sempre avvenuto per quanto riguarda la compagine sociale della banca. In realtà invece questo non è avvenuto e devo dire che con grande soddisfazione che la partecipazione è stata molto ampia, ci sono state presentate più di 1000 deleghe che per qualche imperfezione sono state praticamente filtrate a 900, ma questo sta a significare la grande vicinanza della compagine a questo istituto, soprattutto perché riesce ad essere ancora vicino alle esigenze di questo territorio. Il rappresentante designato, che in questo caso è stato rappresentato proprio dalla dottoressa Piccolotto, notaio del distretto di Belluno, la quale ha portato le indicazioni di voto dei soci, raccolte tramite le deleghe, all'assemblea. Quindi questo è stata una cosa che ha permesso diciamo, a tutta la compagine di poter rappresentare le proprie indicazioni in maniera diciamo così, completa. Il consiglio che è stato confermato è lo stesso consiglio che ha condotto le due banche alla fusione e che ha portato questo risultato di Banca Prealpi San Biagio. Le nuove cariche prevedono il sottoscritto come nella veste di presidente, sono aiutato in questo compito anche dai vicepresidenti, Luca De Luca in qualità di vicepresidente vicario, il presidente e vicepresidente Salvador e il vicepresidente De Luca Giampaolo. A questi abbiamo i consiglieri che rimangono praticamente gli stessi, che sono Mauro De Lorenzi, Fausto Zanette, Aristide Zilio, Nicola Sergio Stefano, Renato Antonio Segato, Angelo Faloppa, Paolo Introvigne, Ennio Gallon e Leonardo Massaro. Ovviamente siamo anche assistiti dal collegio sindacale, alla cui presidenza c'è Remo Spagnol, e coadiuvato a sua volta da due bravi professionisti come Francesco Dam e Antonio Cremasco. Nell'immediato c'è sicuramente tanto lavoro da svolgere e soprattutto per andare incontro alle esigenze aumentate notevolmente a causa della pandemia e quindi siamo pronti, siamo perfettamente consci che questo istituto deve rispondere a quella che è una emergenza che però siamo sicuri potrà essere anche questa superata grazie all'aiuto di tutti. In questo senso Banca Prealpi San Biagio saprà dare il suo contributo molto importante. Rimaniamo una banca del territorio, siamo una banca del territorio per statuto, siamo una banca che è nata ancora 120 anni fa proprio per dare forza, energia e sviluppo a questo e noi siamo ancorati a questa mission. Siamo una banca del territorio per il territorio, dobbiamo servirlo perché solo questo è la nostra missione, è il nostro compito. I dati in generale sono positivi sia quanto a solidità patrimoniale, abbiamo 366 milioni di patrimonio a fini di vigilanza, abbiamo un CET1 abbondantemente superiore al 21%,
quasi 22%, un Texas Ratio che dimostra anche la solidità patrimoniale rispetto alla qualità dei nostri impieghi, che praticamente è sotto il 40%, di gran lunga sotto il 40%, e questo dà una dimostrazione di una qualità del nostro attivo positiva e di un patrimonio che ci pone in grado ovviamente di affrontare la difficile situazione che il quadro macroeconomico ci pone di fronte. Un utile esercizio, anche questo importante, 15.148.000, con una destinazione a riserva legale, anche qua, che rafforza ulteriormente quella che è la nostra solidità patrimoniale, e poi anche una parte di questi utili che ritorna al territorio, come credo che abbia già detto il mio Presidente. Insomma, ecco, 2 milioni sono importanti, specialmente in periodi difficili come gli attuali, dove le nostre comunità hanno bisogno di sostegno.